Eccoci qui, buongiorno a tutti, buongiorno, leviamo l'eco, la videocamera c'ha troppa luminosità, allora andiamo a modificare in tempo reale la luminosità della videocamera, se ce lo fa fare OBS, aspettate, eccolo, diminuiamo leggermente. Ecco. Diamo un po' più di contrasto, va bene così, dai. Ci accontentiamo, va tutto bene. Ok, chiudiamo. Buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di RenyToons. Buongiorno Videomix, buongiorno, allora oggi come avete visto dalla descrizione della live andiamo a sfogliare un'altra ennesima rivista della Sprea Edizioni. Allora la Sprea si sta sbizzarrendo tra retro computing, retro gaming e retro cartoni animati, retro anime, retro manga e retro tutto. Quindi sta facendo uscire tantissime riviste dedicate a questo argomento. Non so se sono sincronizzato audio e video, comunque vado avanti, non lo so. Dovrei vedere sul cellulare, ma sta laggiù, lasciamolo stare. Continuiamo, va. E quindi sta facendo uscire tante riviste dedicate sia al retro computer, retro gaming. Qua non ce n'ho nessuna, no, l'ho messa a posto tutte quante di là, se no vi facevo vedere qualcosa tipo retro hardware, quell'altra che è uscita sui videogiochi. Io le sto prendendo un po' quelle che riguardano le mie passioni, ok? Adesso a breve uscirà anche il secondo volume della rivista dedicata anche a Bim Bum Bam, poi dovrà uscire il secondo volume delle riviste speciali, questa volta dedicate alle maghette, e tra le tante, tra l'altro mi era pure sfuggita la pubblicità, non so, non l'hanno pubblicizzata tanto, a me c'è l'edicolante di fiducia, che saluto, Raffaele, ciao, il mio edicolante che quando gli arriva questo materiale mi manda sempre un messaggio per farmi sapere che c'è qualcosa che potrebbe interessarmi. E quindi io poi passo da lui e vedo effettivamente ieri è uscita questo speciale anime dossier dedicato a Sailor Moon. Vedete che la scritta qui è dorata e riflette la luce, perché è proprio dorata ed è tutta in rilievo. Se ci passate il dito è tutta in rilievo questa scritta. Ok, anche questa sotto è tutta in rilievo. Qui c'è scritto anime dossier, qui sotto Sprea Edizioni e qui le altre maghette, le altre guerriere di cui si parla in questo numero. Ok, come sempre, come fa Sprea in queste riviste, in quarta di copertina c'è una sorta di indice, una sorta di immagini raffiguranti ciò che contiene questo numero della rivista. Vedete? Si parla di gadget, schede tecniche, curiosità, censure e chi più ne ha più ne metta. Quindi questa è la quarta di copertina. Ok? Quindi questo è uno speciale anime dossier di Anime Cult ed è dedicato totalmente a Sailor Moon e le altre magiche combattenti. Ok? Si parla anche di Magic Knight Rayart, Wedding Peach, Card Captor Sakura che pesca la tua carta Sakura, Cutiani che non ha, in Italia è stato trasmesso un po' di sguincio di cose e non si trovava facilmente Cutiani, anche se è conosciutissima Cutiani. Allora, iniziamo subito a vedere. Allora, in questa pagina hanno deciso di non lasciarci niente, di non scriverci niente, hanno lasciato uno sfondo. E di qua invece ci sono, due editoriali. Ok?
Alessandro Agnoli, sempre uno degli editoriali, e poi Nino Giordano. Allora, tra l'altro, vedete qui c'è sempre scritto: non perdete il prossimo dossier disponibile dal 29 settembre, quindi tra 3 mesi, perché questo è uscito il 29 giugno, 29 luglio, 29 agosto, 29 settembre, trimestrale. Ogni 3 mesi uscirà, poi andiamo a vedere cosa conterrà il prossimo numero, ma abbiamo 3 mesi, è vero che ci stanno le vacanze di mezzo, l'estate, quello che volete, però ci sono 3 mesi di tempo per, diciamo, per parlarne, se vogliamo, ok? Quindi il dossier, primo dossier Anime Cult, e poi c'è una rivoluzione in nome della luna. Ok, allora andiamo all'indice, guardate che indice che c'è qua, pieno di immagini, tutte a colori ovviamente, 2023 tutto a colori. La carta è la solita, quella pure di Anime Cult, la carta è la solita, e quindi queste immagini sono spettacolari. Adesso la mia videocamera sta dando i colori un po' meglio e si riesce a capire meglio la qualità di queste stampe. Guardate che bella questa stampa, stupenda. Stupenda questa stampa, e qua in mezzo ci sono un po' mischiati tutti i cartoni animati di cui parla questo dossier, ok? Praticamente le 5 stagioni animate di Sailor Moon, l'autrice, stili a confronto, il riadattamento, schede tecniche dei personaggi, schede tecniche dei nemici, miti e dee, le censure, 2 chiacchiere con Nino, pupi accessori, 1000 modi per dire Sailor, album e CD, media mix, sogni nel cassetto, curiosità e emozioni, influenze animate, eredità, e poi da pagina 108 a pagina 126 Cudiani, Wedding Peach, Magic Knight Ray Art, Utena. Vedete quante immagini sono state inserite all'interno della rivista. Sailor Moon, la combattente che veste alla marinara. Ok? Andiamo avanti. Sailor Moon, la luna splende. Ovviamente sigle cantate rigorosamente da Cristina D'Avena. Io ce le ho tutte sul CD, ovviamente le sigle cantate da Cristina D'Avena, una più bella dell'altra. Guardate che bella questa immagine qui, guardate, bellissima questa immagine. E qui vabbè, qui sono Sailor Moon e Sailor Chibiusa, anche questa è molto bella. Andiamo avanti, Sailor Moon e il cristallo del cuore. Guardate che bello questo dossier, ovviamente ha qualità molto alta, come da Sprea Edizioni ci ha abituato. Sailor Moon e il mistero dei sogni. Lo faccio tutto uguale io. Vabbè, io Sailor Moon non l'ho seguito tantissimo. Per me era la versione femminile dei 5 Samurai, Cavalieri dello Zodiaco e simili, diciamo. Però in quel tempo c'era talmente tanto materiale da seguire, poi dopo non ho avuto più modo di seguirlo bene. Ovviamente ho visto tanti episodi, tantissimi episodi, per carità, però petali di stelle per Sailor Moon. Le sigle sono bellissime, interpretate dalla indimenticabile, grandissima Cristina D'Avena, che sta facendo come sempre concerti ovunque. Forse quest'estate la vedremo da qualche parte, ogni tanto tra una vacanza e l'altra lei ci mette sempre una comparsata dentro a qualche centro commerciale, dentro a qualche festa di paese. Senz'altro la vedremo Cristina D'Avena. Ok, petali di stelle per Sailor Moon. Ok, e poi andiamo avanti. Allora, principessa mangaka Naoko Takeuchi, mi sa che si legge. Io il giapponese non lo so. Naoko si capisce.
eccola qui. Oh, guardate quanta roba originale che sono andati a prendere i redattori di questo numero, che qui ci sarà scritto yen, tra l'altro se c'è scritto è scritto piccolo. Andiamo avanti. Sailor Moon. Sailor Moon bisogna dire che è un po' come Dragon Ball, ha segnato un'epoca, ok? Con le sue diverse, abbiamo visto nelle pagine di questa rivista, diciamo diverse serie, ha segnato proprio un'epoca, perché è durato parecchio nel tempo questo cartone animato, e quindi durando i cartoni animati così tanto, sullo stile Dragon Ball, sullo stile di questi molto molto lunghi, come per esempio, ecco, Lupin, vedete Lupin che era sul numero 7 di Anime Cult, sono dei cartoni animati che iniziano con una generazione e poi ne abbracciano diverse, proprio per per il loro protrarsi nel tempo, non con gli stessi episodi, non con gli stessi OAV, ma aumentando sempre il numero degli episodi, aumentando sempre altri OAV, altri speciali, e quindi abbracciano diverse generazioni. Ok? Quindi questo è, stiamo sfogliando Anime Dossier, uno speciale di Anime Cult dedicato a Sailor Moon. Guardate, manga e anime, la differenza tra i due. Ok, andiamo avanti. Allora, Sailor Moon Crystal, il ritorno delle guerriere. Vedete, io vi faccio vedere, lo sfogliamo proprio insieme e vi faccio vedere, diciamo, la qualità della rivista. Sailor Moon Crystal, addirittura c'è la seconda stagione e questa è la terza stagione, season 3. E poi c'è Sailor Moon Eternal in quest'altra pagina. Guardate che belle le scritte pure. Sailor Moon Eternal. Ok, andiamo avanti. Sailor Moon Cosmos. E poi di qua ci sono le schede dei personaggi. Iniziano così le schede dei personaggi. Bunny, che è la protagonista. Tutte le immagini. Amy. Rea. Qui ci sono tutte le varie informazioni riguardo al personaggio, quindi l'età e tutto il resto. Quindi fatta molto bene questa parte della rivista dedicata alle schede dei personaggi, devo dire la verità, fatta molto molto bene. Morea, sempre qui ci sono le informazioni dettagliate del personaggio, tante immagini, tante immagini. Marta. Chibiusa. Vedete? Molto molto bella questa rivista. Siria. Guardate quante immagini, quante informazioni sono andati a reperire. Eles. Io ripeto, su Sailor Moon, questa è Milena, non sono proprio particolarmente informato, io lo ammetto, quando c'è qualcosa che ho potuto seguire poco o pochissimo. Quindi Ottavia,
pure se diciamo pronuncio male qualche nome, abbiate pietà, ma purtroppo Sailor Moon, io perché colleziono queste riviste e quindi l'ho presa. Marzio. Tutto ciò che riguarda gli anni 70, 80, 90 a me piace. E qui ce ne sono tanti, poi cominciano a essere, diciamo, analizzati diversi personaggi in 2 pagine. Cominciano ad esserci personaggi minori, ok? Che compaiono nelle serie, però che hanno, a parte che vabbè i gattini non hanno un'importanza minore, però diciamo vengono analizzati Luna, Artemis e Diana o Diana, penso l'italiana, e ci sono poi una serie di personaggi minori, vedete? Questi sono una serie di personaggi minori. Ok, andiamo avanti. Altri personaggi, essendo una serie che diciamo va avanti da anni e sono tantissimi episodi, ovviamente ci sono tantissimi personaggi, per forza di cose. E quindi questo, diciamo, dossier con un inserto dedicato a tutti i personaggi che compaiono nelle varie serie è qualcosa che per gli appassionati di Sailor Moon non può mancare nella collezione. Ok, guardate, comunque pieno di immagini, diciamo che anche l'impaginazione è fatta molto bene, devo dire la verità. Vedo che diciamo, le informazioni con le immagini sono messe correttamente all'interno della pagina, ok? Quindi parole, opere e omissioni. Oh, guardate che bello, ma veramente bella questa rivista, tutta bella colorata, vedete? È una rivista veramente che vale la pena, secondo me, a chi è appassionato di questo anime, del manga, di quello che volete, tutto ciò che riguarda Sailor Moon, questa rivista non può mancare in collezione, vedete? Queste addirittura sono le interviste. Bella, devo dire, una bellissima rivista. Guardate che belli questi disegni, ve li avvicino, riallontano. Ok, un dossier speciale di anime cult edito da Sprea Comics, Sprea Edizioni. Ok, sono tante pagine. Guardiamo i gadget, poi ce ne stanno tantissimi tra le varie bacchette magiche che sono uscite, insomma ci sono tantissimi gadget. Basta andare a una qualsiasi fiera del giocattolo, come può essere ad esempio una delle tante Toissimi qui a Roma, e trovare tanti gadget, tra cui bambole, tra cui tutte le varie bacchette magiche, action figure in tantissime posizioni diverse. Non solo questo, ma diciamo tazze per esempio a tema. Andiamo a vedere se qui ci hanno messo qualche altro. Vedete pure addirittura un action figure sulla moto. C'è tanto materiale che riguarda Sailor Moon, ok? Ci sono dei cuscini, vengono fatti tantissimo materiale. Allora, Sailor Moon nel mondo, qui addirittura c'è che è un 7 giorni TV Sailor Moon, questo sembrava il logo di TV sulle canzoni, che è il logo di TV sulle canzoni, però c'è scritto 7 giorni, c'è sta scritto 7 giorni TV.
boh, non lo so, non è TV Serie Canzoni comunque. Ok, andiamo avanti. Guardate che belle, oh, veramente veramente bella questa rivista, ragazzi, è qualcosa di spettacolare comunque. Cristalli, petali e canzoni. Qui si parla delle colonne sonore del cartone animato, degli OAV, delle serie praticamente. Vedete, questi sono i CD originali giapponesi che sono usciti. Guardate che belli che sono. All'epoca mia costavano un sacco di soldi, adesso diciamo si trovano abbastanza facilmente anche dentro le fumetterie, magari anche su ordinazione. Su ordinazione non c'è problema, lo ordinate, ve lo fanno avere e non costano più uno sproposito come una volta, anche perché il CD sta salutando piano piano. Film, telefilm e musical, i 1000 volti di Sailor Moon. Eccoci qua. Non so come tenerlo, mi organizzerò. Se diciamo le visualizzazioni, gli iscritti al canale aumentano, mi posso organizzare anche con una telecamera secondaria in modo da sfogliare sul tavolo diciamo le riviste, ciò che andiamo a fare, ciò che andiamo a vedere insieme, e così voi potete vederla anche meglio. Però diciamo che in quel caso forse conviene ancora così, perché così io lo faccio solo per pubblicizzare anche queste riviste, diciamo la qualità del video non è altissima, e poi io voglio invogliare a acquistare la rivista, diciamo non vorrei che poi mettendo un trabiccolo qua sopra la risoluzione comincia a essere troppo alta, e quindi poi si va contro i copyright. Io assolutamente non voglio andare contro i copyright, perché anzi le mie live sono a favore della vendita di questi prodotti. Film mai prodotto. Pillole su Sailor Moon, quello che forse non sapevate. Bellissime queste pagine, bellissima questa rivista, veramente veramente bella. Guardate, eccoci qua. Sfogliamo insieme anime e dossier dedicato a Sailor Moon. Vedete quanto è pieno di informazioni sull'eroina che veste la marinara, quanto è piena di immagini. Non poteva mancare da qualche parte nella rivista questa immagine qui. Questa è l'immagine emblema di Sailor Moon. Eccola qui, guardate, ve la ingrandisco il più possibile perché è proprio bella questa immagine. Eccola qui. Ok, andiamo avanti. Dossier speciale Sailor Moon. Sailor Moon, amica Sailor Moon. Andiamo avanti. Il legame tra Sailor Moon e Neon Genesis Evangelion. Evangelion è qualcosa di spettacolare. Veramente, veramente bello come anime. Evangelion, poi c'ha quella sigla che è stupenda, proprio bellissima la sigla di Evangelion. Adesso cominciamo a vedere le altre maghette che diciamo vengono accostate al mondo di Sailor Moon. Volevo ammazzare una zanzara, vabbè, lasciamo stare. La prima che viene nominata è Cutiani, la combattente dell'amore. Ok? La prima che viene trattata. Allora, la serie Cutiani di Shinguaraki, 25 episodi solamente, come vedete, è una serie brevissima che però in Italia, col fatto che è arrivata de sguincio, de coso, in sotterfugio, allora viene molto ricordata. Comunque è una serie vecchissima,
perché in Giappone venne trasmessa nel 1973, vedete? 1973 a ottobre, 13 ottobre 73, quindi è una serie, pure i disegni, le cose, che ricordano molto gli anni 70, ok? Ed ebbe un grande successo all'epoca, soprattutto in Giappone. Poi Wedding Peach, qui già si va più avanti, ok? Guardate i disegni come sono diversi. Wedding Peach, un angelo a Tokyo. Questa è la seconda eroina associata. Poi ecco Magic Knight Ray Art, fantasy per ragazze, Magic Knight Ray Art. Guardate che disegni, come sono diversi i disegni, questo compare proprio, mi pare, nella sigla questa immagine, e in ogni caso è l'immagine che compare proprio se uno cerca Ray Art, la prima immagine che compare, mi sa, dovunque, è proprio questa. Bellissima anche questa immagine, Magic Knight Ray Art. E poi c'è Utena, una ragazza rivoluzionaria del 97, questa addirittura, sì, Utena. Ok, Utena, poi andiamo avanti. Ecco, questo è Jenny, io mi ricordo che era Janine, vabbè, Gianne, vabbè, notti pericolose. Questa in Italia come si chiama allora? Una sedicenne, vabbè, da Giovanna d'Arco, si trasforma. Questo proprio non lo conosco, devo dire la verità. Sono su questo so praticamente poco e niente, se non il fatto di aver visto in qualche fanzine dell'epoca qualche immagine. Ciao Willy, stiamo sfogliando anime dossier dedicato a Sailor Moon, questo speciale è uscito ieri in edicola, ok? Pretty Cure, la grande invasione delle piccole guerriere. Come vedete queste, diciamo, queste riviste di Sprea sono tutte piene, zeppe di immagini che catturano ovviamente l'attenzione del lettore più che le informazioni scritte, ok? Hanno capito ovviamente che mettere tante immagini piene di colori con una elevatissima risoluzione conviene e fanno vendere di più la rivista. Qui si parla di Pesca la tua carta Sakura, che mi ricordo essere due serie distinte, molto molto belle. In Italia venne trasmesso nel 99, Pesca la tua carta Sakura, sempre sigle cantate da Cristina D'Avena, le sigle, Pesca la tua carta Sakura, Card Captor Sakura. Un altro bellissimo cartone animato, protagonista ovviamente una ragazza, bello anche questo, molto bello. E poi c'è Magica Doremi, un'apprendista streghetta. Questa anche hanno fatto un sacco di gadget, con tutto che questo cartone animato non ebbe il grande successo per esempio di Sakura, anche se ha avuto il suo successo, si è, diciamo, guadagnato la sua fetta di pubblico, però certo non a livello di Sakura o di altri che abbiamo nominato qui, come per esempio Ray Art, molto molto conosciuti. Allora, Miu Miu, pure questo Miu Miu. Qui però parliamo già di roba, per esempio questa è del 2002, quindi dopo il millennio. Vedi, Miu Miu si parla già di dopo il 2000, dopo il 1° gennaio 2000. Mermaid Melody, pure questo 2003. Vedete, queste sono le sirenette, le sirene. Umana per amore. Ok, quindi guardate che è un bellissimo dossier questo, che comprende, e qui ci sono le pagine finali di tutto il dossier, eccolo qua,
le pagine finali con cui si chiude il dossier. E se io giro pagina, adesso vi faccio vedere questo, sapremo già cosa aspettarci il 29 settembre del 2023. Ok? Immagino che siano tanti quelli appassionati di questo genere. Dopo Sailor Moon non potevano che non fare un dossier dedicato a loro. I Cavalieri dello Zodiaco. Ok? Quindi il prossimo dossier, i Cavalieri dello Zodiaco, sarà in edicola il 29 settembre, come dice in prima pagina, disponibile dal 29 settembre. E il prossimo dossier, come loro affermano nella penultima di copertina, diciamo subito prima della pagina senza scritte, quindi nell'ultima pagina della rivista, loro appunto dicono che stanno già lavorando al dossier dedicato io dei Cavalieri dello Zodiaco, diciamo, invece conosco quasi tutto, perché ho visto diverse volte tutta diciamo, la serie dedicata al Grande Tempio, poi ho visto quella di Nettuno, guardate, ce ne sono tante di serie dei Cavalieri dello Zodiaco, ma avremo modo di parlare dei Cavalieri dello Zodiaco quando uscirà il dossier a settembre. Allora, che cosa dire di questo anime dossier? Allora, c'era bisogno di uno speciale quasi monotematico? Forse sì, forse per gli appassionati questo può tornare utile. La qualità è la stessa con cui viene presentato Anime Cult, con cui viene venduto Anime Cult, vedete pure la grandezza della rivista, più o meno il numero delle pagine è lo stesso, vedete, se li metto insieme l'altezza poi alla fine è quella, vedete, opla, così, li mettiamo così, vedete? Cosa dire? Secondo me, allora, Anime Cult costa 6,90 €, Anime Dossier costa 12,90 €, praticamente quasi il doppio. Non riesco a capire come giustificare un prezzo così diverso tra due riviste molto simili. Mi sarei aspettato un prezzo di 6,90 € anche per questa, perché costa così tanto di più rispetto alla loro rivista di punta, cioè costa enormemente di più. Questi speciali loro li stanno facendo pagare, secondo me, troppo. Quindi se vedranno mai questa recensione che io ho fatto, in cui io lodo senz'altro la qualità di stampa, quindi la rilegatura molto buona, diciamo i colori sempre resi in maniera perfetta, diciamo l'impaginazione molto buona, molto molto bella, l'impaginazione fatta molto molto bene, ricorda anche se non migliora quelle che erano le fanzine degli anni 90. L'idea che continua a essere seguita di mettere il contenuto in quarta di copertina, perché così quando uno sta su un mezzo di trasporto e legge questa rivista così, diciamo le altre persone che stanno di fronte seduti che ne so, sulla metro, sull'autobus, riescono a vedere anche diciamo una specie di indice grafico di quello che contiene questo numero, e magari se vedono qualcosa che gli può interessare magari sono più invogliati ad acquistare la rivista. Però ripeto, una pecca, devo dirla, non riesco a capire e a giustificare un prezzo che è quasi il doppio di questa, anche se le due riviste sono praticamente identiche. Ok, cambiano i contenuti, però le riviste sono praticamente identiche. Forse questa ha questa scritta Sailor Moon tutta dorata, che ci avrà il suo costo di fare in copertina, ma io avrei visto diciamo il momento di crisi del paese, eccetera, e visto che queste sono tutte cose in più che uno prende in aggiunta, diciamo, alla vita quotidiana, quindi devi essere proprio un grande appassionato. Avrei eliminato magari questa scritta fatta così se costa troppo, avrei fatto una scritta magari sempre dorata ma non lucida così che riflette in rilievo, avrei fatto una scritta dorata normale molto bella usando sempre questo font, questa cosa, e magari avrei fatto pagare questa rivista esattamente lo stesso prezzo di questa, anche perché cominciano a essere troppi soldi poi da spendere per portare avanti una collezione. Non ci scordiamo che adesso ai primi di luglio
arriverà anche lo speciale dedicato alle maghette, a Crimi e compagni. Arriverà pure, dovrebbe uscire anche il nuovo numero di Anime Cult adesso a luglio, quindi cominciano a essere secondo me troppi soldi da investire. Poi un'altra cosa che volevo dire di queste riviste, rispetto a tante altre che vengono fatte e vengono magari distribuite anche gratuitamente sul web in formato PDF, è che loro si sono assicurati una distribuzione capillare in tutte le edicole, diciamo nelle edicole rimaste nelle varie città. Ne parlavo con il mio edicolante. Ovviamente per andare in edicola loro devono stampare un certo numero di copie, che sono parecchie copie, perché in ogni città, con tutto che hanno chiuso centinaia di edicole, in ogni città, per esempio a Roma, sono tantissime le edicole, non so se sono 500 o anche di più. Il mio edicolante, per esempio, ce n'ha sempre ordinate 3 di queste riviste, quindi lui ne prende 3 copie più una. Quella in più, se la riesce a vendere va bene, se no fa il reso. Però diciamo lui ne prende sempre 3 più 1. Se pensiamo che ogni edicola ne può prendere 2 o 3 copie e moltiplichiamo per il numero delle edicole a livello nazionale, noi riusciamo a capire che la tiratura di questa rivista è molto 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 alta. Ok? Non si parla di 1000 copie solamente o di 500 copie, no. Per andare in edicola devi avere, diciamo, la sicurezza di venderne migliaia di copie. Quello deve essere diciamo, un punto fermo, e quindi vuol dire che loro, per aver fatto questo speciale, aver messo 12,90 come prezzo, erano sicuri di venderne un certo numero di copie. Però bisogna stare attenti, perché così come si conquistano i lettori, così si perdono. Io ho un consiglio: cercate di limare un po' questo prezzo, magari se non riuscite a farlo a 6,90 come questa, abbassatelo, che ne so, a 9,90, via. 9,90 potrebbe essere un prezzo giusto per uno speciale, diciamo, che esula da quello che è il periodico, diciamo il mensile, ma diciamo invoglia un po' ad acquistare, perché 12,90 sono veramente, secondo me, sono troppi per questa rivista. Ok, per il resto, rivista consigliatissima, consiglio a tutti gli appassionati di Sailor Moon di correre in edicola, perché ancora la trovate, ma come ho detto ogni edicola ne prende un numero limitato di copie, ok? Se no c'è sempre la possibilità di andare sul sito di Sprea Edizioni e di comprarla direttamente online, non c'è problema. Un consiglio che volevo dare anche agli editori, a Sprea, di cominciare magari a mettere anche tutte, visto che sono tantissime queste riviste, sia quelle di retro computing che queste di cartoni animati, manga, anime, eccetera, di metterle anche su Amazon. Io così potrei pubblicizzare anche i link ai prodotti in vendita su Amazon, perché non sottovalutate Amazon come distributore anche di riviste da edicola. Già lo fa Passione Amiga ha messo le sue riviste su Amazon, e quindi c'ha un tornaconto. Mi permetto di consigliare a Sprea Editori, Sprea Comics, di mettere tutte queste riviste anche su Amazon, in modo che sono anche di più facile reperibilità per chi abita nei paesini dove magari l'edicola neanche c'è più, perché ci sono dei paesini dove le edicole hanno chiuso, ce n'era una sola, non c'è più, e quindi si trovano a dover prendere la macchina per andare magari nel paese più grande vicino, nella cittadina vicino, per andare a vedere un'edicola, magari voglio ordinarlo, eccetera. Poi alla fine che cosa fanno? Lo ordinano sul sito. Però secondo me Amazon, come distributore, consegna in 24 ore con Amazon Prime, potrebbe essere un ottimo distributore di queste riviste. Questo è un consiglio che do a Sprea. Ok, detto questo, io vi ringrazio di aver visto questa live. In chiusura di live vi invito sempre a visitare i miei siti internet, che sono www.classe74.it, dedicato principalmente, anzi solamente, ai prodotti Amazon che ho catalogato secondo un mio criterio, che spero torni utile a tutti quanti. Andate a visitare anche starwarsstore.it, dedicato al mondo, cioè alla galassia lontana lontana, più
più che il mondo, dedicato all'universo, alla galassia di Star Wars, a tutti i vari personaggi e a tutto il merchandising che ci gira intorno. Sono un appassionato di Lego, quindi non potevo non fare un sito dedicato ai Lego, che l'ho chiamato legolando.it. Legolando per me significa giocando con i Lego, quindi volevo trovare un nome accattivante per il sito. Mi sono trovato davanti a tante immagini quella di Legoland. C'era diciamo, accanto a Legoland un qualcosa di rotondo. Mi ha fatto... Si sente ancora l'audio? Sì, però il video si è bloccato. Allora, Legolando, aspettate che prova, sì, funziona. Allora, dicevo, legolando.it è il sito dedicato ai Lego, preso appunto da Legoland con la O finale. Legolando è diventato un verbo. Oltre a questo c'è renijstore.it. Io, appassionato di musica, mi sono sentito di dover classificare e diversificare tutti i vari apparati che servono per sentire la musica, siano essi lettori CD, siano essi amplificatori, casse attive, casse passive, mixer, giradischi e tutto ciò che ci gira intorno. E diciamo il sito che mi piace di più, che è il mondo del vinile.it. Essendo io appassionato di vinili, non potevo non fare un sito dedicato ai vinili in vendita su Amazon. Quindi andate a visitare questi miei siti, li ripeto, sono classe74.it, starwarsstore.it, legolando.it, renijstore.it e il mondo del vinile.it. Sono 5 siti che mi fa piacere se vengono visitati. Ok? Metterò nelle descrizioni un po' tutti i vari link che possono essere utili. Detto questo, ci salutiamo. Sono le ore 12:43 di questo venerdì 30 giugno 2023. Inizia il weekend. Buon weekend a tutti. Ci vedremo presto per andare ad aprire la seconda scatola di queste sorprese del mulino. Vediamo se stasera Renatino ce la farà e riuscirà ad aprire la seconda. Il primo video è andato molto bene, sono contento. Siccome è andato bene, l'ho fatto di sera, voglio fare anche la seconda parte di sera ed aprire insieme a voi, diciamo, questa che di sopra, che è la seconda scatola che manca da aprire, il secondo maxi sorpresiere che resta da aprire. Lo apriremo insieme, speriamo questa sera, vediamo un po' se ce la facciamo. Grazie mille di nuovo a tutti, vado a prendere la sigla finale e ci vediamo, diciamo, quanto prima. Iscrivetevi al canale, se vi piace ciò che faccio mettete un like al video e iscrivetevi al canale, mi aiuterete a crescere su questo social che è YouTube. Ok? Io vi ringrazio anticipatamente e vi do appuntamento alla prossima live. Grazie a tutti di nuovo, un saluto da Reni J da Roma, ciao! Reni Tunes!